Telespettatori di 7 Gold, canale 15 del digitale terrestre, ben trovati anche per questa settimana per il consueto spazio dedicato al calcio dilettantistico siciliano, come al solito in diretta alle 15:20 appunto sul canale di 7 Gold. Oggi una puntata speciale perché la dedichiamo buona parte ad un evento che insomma aprirà i suoi battenti tra qualche giorno. Parliamo del torneo delle regioni 2025 che proprio quest'anno insomma si disputerà qui in Sicilia, e abbiamo un ospite ad eccezione, il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, Sandro Morgana. Presidente, grazie per aver accettato il mio invito. Grazie a lei per avermi invitato e grazie per quello che fa in favore del calcio dilettantistico. Allora Presidente, iniziamo da questo grandissimo sogno che è partito da qualche anno e che adesso aprirà ufficialmente i battenti accogliendo tantissimi ragazzi da tutta la nostra bella Italia. Sì, accogliamo infatti tutte e 20 le regioni italiane. Dico che è un evento storico perché con tutte e 20 le regioni italiane non si era mai fatto. Mai disputata una cosa di questo genere. Circa, mi pare, 18-20 anni fa è stata fatta una fase di qualificazione soltanto con le regioni dell'area sud, che facemmo allora tra Giardini e Taormina. Era presidente Gianfranco Provenzano. Quest'anno stiamo facendo per la prima volta il torneo delle regioni con tutte e 20 le regioni. Significa che ogni regione viene con 4 rappresentative, under 15, under 17, under 19 e under 23 femminile, e quindi si tratta di 2000 persone al seguito di queste 2000 persone tra atleti e dirigenti, quindi 10.000 pernottamenti, tanti alberghi coinvolti. E soprattutto tantissime location, tantissimi paesi tanti che hanno belle strutture che verranno messe a disposizione del progetto. Certo, come io ho detto più volte, un torneo così importante, così impegnativo, e poi io ho avuto la capacità di renderlo ancora più impegnativo, però adesso le spiego, e non si riesce a fare se non si fa sistema. Certo. E questo noi siamo riusciti grazie all'aiuto della regione, al coinvolgimento e all'entusiasmo di tanti sindaci, di tanti comuni, di tante associazioni sportive dilettantistiche. Oggi abbiamo fatto la presentazione del girone a Terrasini. Io ho visto dirigenti di società entusiasti, sindaci coinvolti, il sistema calcistico coinvolto, tanto entusiasmo. Si sta affrontando questo impegno con tanto entusiasmo e questa è la cosa che maggiormente mi gratifica, devo dire. Assolutamente. Assolutamente. Allora, per iniziare a parlare proprio di questo straordinario torneo, abbiamo per voi lo spot ufficiale, quello che veramente darà gioia e tanta voglia di giocare a tantissimi ragazzi che verranno appunto a disputare il torneo qui nella nostra bella Sicilia. Uno staff tecnico di grande qualità, abbiamo anche una foto il giorno della presentazione proprio dei 4 tecnici più il responsabile. Adesso poi andremo a parlare specificatamente di tutti i ruoli. Ha notato grande voglia e grande forza anche da parte dei tecnici probabilmente, sì, no? Tantissimo entusiasmo da parte dei 4 tecnici, quindi li nominiamo: di Santino Torre dell'Under 15,
di Lorenzo Corsino dell'Under 17, di Peppe Russo dell'Under 19, e poi c'è il di femminile. Daniele Di Salvo del femminile, ma soprattutto del coordinatore tecnico Carlo Breve, persona di grandi capacità, di grande preparazione. È una scelta importante perché grazie alla sua esperienza può essere la giusta guida per un torneo che poi in fondo è breve, nel senso che bisogna veramente giocarsi tutto partita dopo partita. Certo, e come tutti i tornei brevi non si può sbagliare nulla, perché un quadrangolare si inizia con un quadrangolare e quindi chi sbaglia è fuori dal torneo, chi supera il turno va avanti, quindi noi avremo alla fine della prima fase avremo 32 squadre, 8 per ogni categoria, classificate che si qualificano alla seconda fase, che da tutti i gironi si sposteranno verso Giardini, dove alloggeranno in 2 alberghi, e lì prepareremo la seconda fase, che naturalmente faremo i sorteggi, gli accoppiamenti, e dovremo fare quadrare, come dire, i campi dove devono andare. Tra poco vedremo poi nella parte finale anche tutti i gironi, perché così capiremo anche effettivamente quali saranno le regioni che in un certo senso hanno qualche possibilità in più rispetto a tante altre di portarsi a casa questo straordinario torneo. Abbiamo visto Carlo Breve, il coordinatore tecnico. Voglio subito iniziare invece a parlare di Giuseppe Russo, Beppe Russo, allenatore dell'Under 19. Dell'Under 19 è un... Come mai è caduta su di lui la scelta, Presidente? Carlo Breve mi ha portato 3 figure, tutte e 3 particolarmente importanti, particolarmente interessanti. Alla fine, ovviamente, nella scelta dei tecnici è il presidente che sceglie, chiaro. assumendosene ovviamente tutte le responsabilità. Ma lei sbaglia pochissime volte. No, però guardi, nel calcio giocato poi sa, però abbiamo scelto Peppe Russo per il suo curriculum molto importante, sì. È stato tanto nel calcio professionistico, ha lavorato con Mandorlini, secondo di Mandorlini per tanti anni, è stato pure all'estero, un prezioso acquisto che abbiamo fatto, una persona che ha tante capacità, poi è seguito attentamente da Carlo, che invece che conosce benissimo il torneo delle regioni, quindi io ho visto l'Under 19, devo dirle che quest'anno, proprio perché ho avuto la responsabilità organizzativa del torneo, non ho potuto seguire attentamente le rappresentative. Alla fine tuttavia qualcosa ho visto una buona squadra Under 19 molto ben. E ha visto bene anche in un giovane Lorenzo Corsino, che lo scorso anno, vincendo il Piras, ha un po' spalancato possibilmente questa sua candidatura a questa Under 17, e so che lei punta anche molto sui giovani. Diciamo che Lorenzo Corsino, diciamo che è il prototipo di allenatore per un comitato regionale, per la Federcalcio, perché è un ragazzo che cresce nel settore giovanile della FIGC, che è impegnato nel settore tecnico, è responsabile tecnico del centro tecnico federale di Palermo, è uno che è arrivato alla guida di quella rappresentativa che andò in Sardegna per scommessa, perché doveva andare Daniele Di Salvo. Daniele Di Salvo era impegnato con la scuola, con gli esami, e lui invece trovarsi al posto giusto al momento giusto, è la spintarella che ti dà il destino e trasforma, come dire, un granello in un giardino, dicevano una cosa del genere, ed è stato fortunato, ha vinto perché è uno che sa fare gruppo, che è preparato, importantissimo soprattutto con i ragazzi, è amato dai ragazzi, e quindi fa bene, e io credo che farà bene anche questa volta, non ho dubbi. Assolutamente. Under 15 invece, che è stata affidata a Santino Torre, un Santino Torre che è navigato soprattutto nei settori giovanili. Ha avuto grandi risultati, ha fatto risultati buoni come allenatore, lui ha fatto sempre l'allenatore di club, si sta misurando in questa attività di rappresentativa dove si è più selezionatori che allenatori, vero. E lui ha avuto la capacità di adattare le proprie capacità professionali
a questo nuovo ruolo. Devo dirle che alla fine, nei giorni scorsi, ho visto una partita, un allenamento di questi ragazzi, mi hanno convinto, anche questa sarà una rappresentativa molto competitiva. Io però ho bisogno di dire una cosa, perché veda, io predico sempre una cosa a questi ragazzi: il torneo delle regioni è un'occasione, è un'opportunità che un ragazzo, ci saranno molti osservatori, soprattutto nelle fasce più giovani, under 15, è l'opportunità che ha un ragazzo di farsi vedere, di mettersi in mostra, di costruire qualcosa per il proprio futuro, di coltivare il sogno. Che poi questi ragazzi vincano il torneo, io sarò felice. Certo, se non lo vincono, sarò felice lo stesso, perché abbiamo dato loro un'opportunità, e poi, come io chiedo sempre, si devono comportare bene. Questo è fondamentale. Rispettando l'avversario, rispettando il compagno, rispettando l'arbitro, e soprattutto, attraverso il torneo delle regioni, dare un segnale a tutto il sistema calcistico siciliano, un segnale di fair play, messaggio un segnale di rispetto che bisogna dare. E su questo noi siamo molto impegnati, perché veda, dice, quali sono gli obiettivi che noi ci prefiggiamo di raggiungere? Allora, intanto un obiettivo sportivo, quello ci può pure stare. Organizzazione tecnico-sportiva dell'evento, logistica, funzionamento di tutti i meccanismi, anche di quelli arbitrali. Alcuni miei colleghi suggerivano di portare ciascuno 2 arbitri per ogni regione. Io ho fortemente voluto gli arbitri siciliani, per dimostrare che anche gli arbitri siciliani sono all'altezza della situazione, che hanno qualità, che hanno competenza, e questo serve anche a promuovere questo ambiente, questo nostro modo di vedere il calcio. E quindi veda, se vinciamo sono contento, sono felice; se organizziamo bene sono altrettanto felice; se perdiamo sono felice, se ci siamo comportati bene. Quindi un obiettivo di natura tecnico-sportiva, uno di natura sociale, cioè dare un forte segnale di contrasto a tutte le violenze, quindi un segnale di fair play e di rispetto, uno di promozione del territorio. Ha visto il video? C'erano i luoghi più belli della Sicilia. Abbiamo detto che dobbiamo promuovere gli odori, i sapori e i colori della Sicilia. Bene, gli odori, la nostra mascotte, il nostro fico. Fico è proprio il fico d'India, è il frutto tipico della Sicilia, solo siciliano. Sorridente, tra l'altro. I sapori, c'era l'arancino nel video, no? Sì, è vero. L'arancina o l'arancino, che dir si voglia. C'era le eccellenze siciliane, le nostri beni monumentali architettonici. Insomma, c'è tutto in c'era questo Totò torneo. Schillaci, quindi voglio dire, c'è questo che noi vogliamo, quindi promuovere la meravigliosa terra di Sicilia, convinti come siamo che sport, turismo e promozione del territorio siano sinonimo di civiltà e progresso. E poi c'era una frase scritta alla fine: oltre i confini dello sport, che ha detto il presidente Sergio Mattarella, il nostro grande presidente, nel suo messaggio di fine anno, trattando, come dire, rivolgendosi in un passaggio rivolgendosi agli sportivi, e soprattutto a quelli che avevano partecipato alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi, ha detto che bisogna andare oltre i confini dello sport. Avete fatto vostro questo slogan? L'ho fatto diventare il leitmotiv del torneo delle regioni, perché bisogna andare oltre i confini dello sport. E questo è veramente quello che ci sta dando la forza, gli stimoli giusti per andare avanti. La vedo caricata a 1000, sono contento. Voglio chiudere il discorso dei tecnici, perché abbiamo quello che insomma guiderà la rappresentativa femminile, l'Under 23, parliamo di Daniele Di Salvo, anche lui con esperienze, anche lui che chiaramente si giocherà con questa squadra, come ha detto bene lei, giovane, probabilmente anche il futuro percorso della rappresentativa femminile. Io intanto devo un ringraziamento affettuoso a Daniele, perché lui era il tecnico dell'Under 15. Lui è, come Lorenzo Corsino, il prototipo dell'allenatore di cui noi abbiamo di bisogno. Sono tutti e due insegnanti di educazione fisica e sono dentro i meccanismi della federazione, della Federcalcio siciliana da sempre. Daniele è uno che ha fatto bene. Lei pensi che per 3 tornei delle regioni
non ha superato il turno senza perdere una partita negli Under 15, quindi questo gruppo che ha, il suo secondo era Corsino, questo gruppo che ha Lorenzo è stato forgiato attraverso queste esperienze. Stiamo prendendo tutte ragazze giovani, molto giovani, che devono crescere, che devono maturare, e però sono anche loro molto cariche, molto ben messe in campo. Io non ho avuto ancora il tempo di vederle, le vedrò domani pomeriggio a Pian del Lago. Benissimo. Allora, abbiamo chiuso questa parte iniziale della nostra trasmissione parlando proprio dei tecnici, poi tra poco presenteremo anche i gironi, presenteremo anche le location, perché come ha detto bene il Presidente, tutta la Sicilia abbraccerà questo torneo perché è il torneo siciliano delle regioni, direi, e quindi è una bellissima, grandissima soddisfazione, frutto anche di tanto lavoro, perché non si è mai pronti, anche se chiaramente si è lavorato sodo, però la tensione, l'adrenalina ti porta sempre a pensare che c'è qualche cosa che manca, invece magari possibilmente, sicuramente sarà già tutto pronto. Ma io questo guardi, non lo so, perché come dire, io sono molto perfezionista da questo punto di vista, un po' ansioso, molto ansioso, quindi vivo queste cose con molto Ma i suoi pathos. collaboratori so che hanno fatto un lavoro straordinario sotto questo punto di vista. Noi potevamo semplificarci la vita e scegliere una location, fare un progetto, che ne so, Taormina 2025, sarebbe stato banale, Presidente, 2025, Ortigia, cioè, potevamo inventarci, e invece Sicilia 2025, perché tutti lo debbono godere. Come ha detto lei, possiamo parlare di tutti i gironi, perché ogni girone c'è un comitato organizzatore, un responsabile del comitato organizzatore, quindi siamo in una dimensione nella quale obiettivamente stiamo facendo un grande lavoro, e questo lavoro funziona nella misura in cui funzionano i comitati organizzatori nei 5 gironi. E stamattina mi sono convinto ancora di più che quello di Palermo, che ha coordinato il mio vicepresidente Dino Corbo, è andato benissimo. È andato benissimo. Bene, allora a questo punto dobbiamo voltare pagina, perché per una ventina di minuti parleremo anche di Serie D, di calcio giocato un po' più grande. Il Presidente comunque segue sempre chiaramente questo ingarbugliato girone I, dove c'è questo Siracusa che vuole stravincere, però è anche vero che la Regina insomma è lì a un passo, è tutto un punto interrogativo. Pertanto apriamo ufficialmente questa pagina del campionato di Serie D. Domenica si è giocata la 12ª giornata di ritorno, eccola qua la schermata dei risultati. Città di Aciriale che pareggia in casa contro il Paterno Calcio, pareggio anche per il Città di Sant'Agata contro il Sambiase, vince fuori casa l'FC Pompei contro la Nuova Igea Virtus, vince invece 3-1 il Ragusa contro la Nis FC, vince anche la Scafatese 3-1 contro il Locri 1909, pareggio tra Castrum Favara e San Cataldese, vittoria fuori casa del Siracusa contro il Licata Calcio 1-0 il risultato finale, ed infine vince la Regina 2-1 contro la Vibonese Calcio. Una classifica che attualmente vede in testa il Siracusa con 66 punti, 62 la Regina, con 53 la Scafatese, 50 il Sambiase, 46 Vibonese Calcio, con 42 Nis FC, 39 Paterno Calcio, 34 FC Pompei, 33 Nuova Igea Virtus, con 31 Ragusa Calcio, 28 Castrum Favara e San Cataldese insieme al Città di Aciriale, con 25 punti Lenna Calcio, 22 Licata Calcio, e poi abbiamo il Città di Sant'Agata con 20, chiude all'ultimo posto il Locri con 19 punti. Si ritorna in campo chiaramente domenica prossima, domenica sarà la 13ª giornata di ritorno, Castrum Favara Nuova Igea Virtus, FC Pompei Regina 1914, Locri 1909 Città di Sant'Agata, Nis FC Città di Aciriale, Sambiase Enna Calcio, San Cataldese Ragusa Calcio, Siracusa Calcio Scafatese, e poi avremo anche Vibonese Calcio Licata Calcio, chiude Paternò che riposerà per il turno che ha visto, come tutti purtroppo sanno, la scomparsa dell'Acras. Dobbiamo dedicare 30 secondi e voglio sentire il suo parere. Quello che è successo secondo me un po' ci spiazza, perché in Serie D soprattutto, quando una squadra interrompe l'idea di continuare il campionato, è perché evidentemente forse qualche cosa non andava già dall'inizio, o sbaglio, Presidente? Assolutamente, lei come dire, come al solito vede le cose bene.
qualcosa a mio modo di vedere già non andava l'anno scorso, a maggior ragione non è andato bene quest'anno. Lei sa bene che io non do mai giudizi sulle persone. Beh, giusto, lei il suo ruolo la porta ad un ruolo al di sopra però delle parti. è certo. evidente che una situazione come quella dell'Akragas, che lascia il campionato in questa maniera, determinando i problemi che poi si determinano in cose del genere, questo a prescindere che c'è in gioco il Siracusa, ci poteva essere anche la regia, in ogni caso si determina un danno complessivo alla classifica, diciamo così, una irregolarità. Io penso che questa norma che annulla tutte le partite, secondo me è da rivedere, va ripensata, va rivista, va riconsiderata in un contesto nel quale bisogna mettere in conto che in un campionato come quello di Serie D, con gli investimenti, gli impegni che vengono presi, ormai siamo in pieno regime di decreto legislativo numero 36, a quei livelli lì parlare di dilettantismo è veramente eufemistico. La parola è assolutamente fuori luogo. Siamo veramente in un contesto e di una dimensione diversa, non si può correre il rischio che avvengano cose di questo genere, che avvengano che si vengano a determinare situazioni di questo genere. A mio modo di vedere l'introduzione del decreto legislativo 36 deve mettere anche in moto un meccanismo di controlli interni che deve da fare la federazione, che devono fare le leghe, che devono fare i comitati regionali, per far sì che tutti intanto rispettino le regole, giuste o sbagliate che siano. Mi sembra che io gliel'ho detto che io ho una posizione molto complicata rispetto al decreto legislativo numero 36, che secondo me è stato fatto da persone che non conoscono bene il mondo dilettantistico. Spesso e volentieri succede una cosa del genere. Però, nonostante tutto, su alcune cose delle riflessioni possono fare immaginare un sistema che si può anche, come dire, autoregolamentare, cioè fare un sistema di approccio alla contrattualistica che sia un poco più attento, un poco più rispettoso delle cose che avvengono, per evitare poi quello che succede, quello che è successo e tutte le conseguenze del caso. Assolutamente. Parliamo di calcio giocato e adesso ci sentiamo le interviste post partita, il pareggio tra Città di Aciliale e Paterno Calcio. La partita si è conclusa 0-0. Nel primo tempo noi siamo partiti forte, penso che abbiamo avuto con D'Angeschi, abbiamo avuto due situazioni con Andreas 2 volte, abbiamo avuto 2 o 3 situazioni dove potevamo sbloccarla. Poi dopo l'uscita di Giuliano abbiamo cambiato un po' il sistema di gioco, siamo passati al 4-2-3-1, cercando di andare in ampiezza, cercando il sottopunta con Sueva, e forse loro là ci hanno preso un po', o meglio, si sono messi forse un po' meglio sotto linea palla. Il secondo tempo si è giocato poco, cioè era sempre spezzettato, c'erano molte perdite di tempo da parte degli avversari, che io gli faccio i complimenti perché da veri professionisti hanno giocato la partita che giustamente nella vita, e sono contento e mi auguro che la faranno da qui anche alla fine, perché ho visto dei giocatori che hanno lottato e mi fa piacere per loro. A me dispiace che potevamo dare e volevamo dare un regalo ai tifosi. Oggi sono stati davvero meravigliosi. Volevamo fare un regalo al presidente perché se lo merita, ci volevamo fare un regalo perché penso che da 7-8 partite questa squadra sta cercando sempre di tirare la corda. Fa piacere uscire tra gli applausi, cioè la curva è rimasta contenta, la tribuna ho visto che era contenta, e questo comunque fa ben sperare, che vuol dire che i tifosi hanno apprezzato la nostra voglia di raggiungere un risultato. Continuiamo come ho sempre detto, non siamo dei fenomeni, non siamo dei polli, l'importante è continuare il percorso di quello che abbiamo intrapreso da dicembre. Inizierei la conferenza con dire grazie a questi ragazzi per
quello che hanno fatto in questa stagione, per quello che hanno fatto anche oggi, grande appartenenza alla maglia, grande voglia, grande determinazione. Abbiamo fatto una partita importante su un campo difficilissimo contro una squadra forte, attrezzata, che ha bisogno di fare punti, e invece siamo venuti qui con grande personalità. Sapevamo che le Cereale sarebbe partito forte, ci ha messo in qualche situazione in difficoltà, però credo che dopo aver superato il quarto d'ora, 20 minuti, abbiamo cominciato a gestire meglio la partita. La seconda parte della gara credo che non abbiamo subito quasi nulla e abbiamo avuto qualche occasione per poter portare a casa la vittoria, ma va bene così, siamo contenti di quello che stiamo facendo, per noi è un motivo di soddisfazione, ma soprattutto per la città, per i tifosi e anche per la società. Per quanto riguarda il terreno, sicuramente ha detto bene lei, non è in ottime condizioni questo, è in pessime condizioni il nostro, ma credo che oggi, come all'andata, la differenza l'hanno fatta gli episodi, no? All'andata abbiamo trovato l'episodio, abbiamo fatto gol dopo aver fatto sempre una grandissima partita. Oggi abbiamo avuto l'episodio perché potevamo anche fare gol e vincere la partita e non ci siamo riusciti, però è anche vero che la Cireale, come ho detto prima, il primo quarto d'ora, 20 minuti, soprattutto con le palle inattive che sono molto strutturati, ci ha messo un attimo in difficoltà, però niente di più, perché credo che complessivamente nei 90 minuti forse le occasioni più importanti le abbiamo avute noi. È il momento di parlare di un'altra squadra siciliana che certamente quest'anno sta un po' in sofferenza, il Città di Sant'Agata, che dopo parecchi anni tra playoff e posizioni importanti in classifica, quest'anno evidentemente il riciclo, che diventa un po' naturale, sta mettendo in difficoltà la squadra messinese. Peccato, ma credo che insomma potrebbe farcela a salvarsi, secondo lei? Anche al limite tramite i play-out. Quello è naturale, perché praticamente le due squadre che sembrerebbe retrocedere per i play direttamente sono il Locri e attualmente ci potrebbe essere Licata, Città di Sant'Agata. Licata, Città di Sant'Agata, quindi se diventa penultima retrocede direttamente, non si può salvare. Infatti quantomeno bisogna salvare questo terzultimo posto, perché l'ultimo ce l'ha giustamente l'Akragas, il penultimo il Locri attualmente. Sì, quindi bisogna salvare questo, perché comunque sia l'Akragas ormai viene considerata retrocessa. Assolutamente, certo. Quindi chiaro. noi come siciliane ne perderemo altre due. Che poi lì incastrerebbe tutto il discorso anche dei ripescaggi, sì, no? sì, Presidente, tutto, se vuole. Incastrerebbe la mia Eccola preoccupazione. qua la classifica. La mia preoccupazione già vero, c'è anche l'Enna e il Locri a 19, quindi sarebbe quella che retrocede direttamente, sì. Avendo considerato l'Akragas retrocessa direttamente. Sì, è vero. Quindi è vero. dopodiché il Città di Sant'Agata, posto questo momento, si dovrebbe giocare il play-off, il play-out con una tra Cireale, San Cataldese e Castrum Favara. La cosa triste è Ragusa, Castrum Favara, San Cataldese, Città di Cireale, Enna e Enna Calcio. Vabbè, Enna Calcio c'è stato un errore, è stato scritto due volte, l'altra è Città di Cireale. E allora Città di Cireale, quindi praticamente sono tutte siciliane, quindi una è già retrocessa, ne arriveranno altre due insieme a loro. È un problema perché? Perché bene che vada, consideriamo l'Akragas quindi scomparsa, diciamo ne arrivano due, noi ne mettiamo due in Serie D, posto questo momento. Attualmente le poi vincenti, le vincenti non sappiamo come vanno gli spareggi nazionali, potrebbero anche andare bene, però con due squadre diciamo che ci assestiamo a 32, quindi l'organico di 32 ci siamo per adesso. Se tutte si iscrivono non dobbiamo fare ripescaggi. Vedremo quello che succederà, perché a questo punto dobbiamo sempre anche sperare che tra giugno, massimo primi di luglio, la situazione amministrativa di tutte le società sia inquadrata per dare serenità di partecipazione. Abbiamo parlato della partita del Città di Sant'Agata, a questo punto guardiamoci il pareggio proprio con il Sambiase.
Il Sant'Agata fallisce ancora una volta l'appuntamento con la vittoria casalinga che manca ormai dal lontano 10 novembre, seppur contro il Sambiase, quarta forza del campionato, non va oltre il risultato di parità, rimanendo invischiata al penultimo posto in classifica. Nonostante i locali partano bene, al 14° a passare sono gli ospiti su calcio di rigore concesso da Merlino su Zerbo e trasformato con freddezza dallo stesso numero 7 che spiazza Cannizzaro. Il Sambiase insiste, sfiorando per 2 volte il raddoppio, ma Ferraro prima calcia sul fondo da pochi passi e poi si fa ipnotizzare dall'ottimo Cannizzaro. Il Sant'Agata comunque non ci sta e sul ribaltamento di fronte Giuliani dice di no al destro di Catalano. I locali spingono anche nella ripresa e dopo la parata in angolo di Giuliani sul destro velenoso di Catalano, il Sant'Agata pareggia dal successivo corner quando Zirle al volo col sinistro mette alle spalle del portiere, facendo così Sant'Agata 1, Sambiase 1 e prima rete in campionato per Zille. Nel finale i ragazzi di Ferraro cercano il gol vittoria, ma il tentativo di Catalano si perde alto non di molto, mentre il colpo di testa di Dorato è bloccato da Giuliani. Il Città di Sant'Agata rimane al penultimo posto in classifica con 20 punti, il Sambiase invece si conferma in quarta posizione con 50 punti. Città di Sant'Agata dunque che pareggia con il Sambiase, squadra assolutamente rivelazione di questo girone del campionato di Serie D. Voglio proseguire e parlare di un'altra squadra messinese, a dimostrazione insomma che la provincia di Messina si muove molto bene. Nuovi Gea Virtus, grandissimo campionato, parte iniziale un pochettino con difficoltà, però poi si è assestata. Assolutamente una conferma, una società a mio avviso molto solida, molto ben strutturata, è stata rinnovata nel corso di questi ultimi 2 anni e i risultati in effetti si stanno vedendo. Barcellona Pozzo di Gotto è un bel comitato. È un bel comitato, un comitato molto impegnato, molto forte, ben diretto per adesso da Pippo Molino, ma c'ha grandi tradizioni, la tradizione di Santino Buglisi, quindi persona di grande spessore umano e sportivo, così come lo è Pippo Molino, sono persone a me molto vicine, molto care. Un bel comitato distrettuale, una delegazione distrettuale. Però devo dire che anche l'anno scorso, negli anni che ha fatto la Serie D, il Città di Sant'Agata è stato una società molto ben strutturata, equilibrata, sì, è vero. e amministrata con neanche con tante risorse, sì, con parsimonia, con attenzione. Ora hanno anche pure uno stadio molto bello. Obiettivamente, se per un verso mi dispiace che venga che retroceda, io spero che arrivi in eccellenza ben solida, pronto. Assolutamente. Mentre invece dobbiamo parlare di una sconfitta della sua Caltanissetta che cade in casa del Ragusa. Attenzione, Ragusa, merito alla squadra ragusana che con un pugno di giovani, un allenatore interessante, mister Erra, è riuscito pian pianino a risalire la classifica. Sì. Diciamo che la sconfitta a Ragusa ci può anche stare, no? 8 risultati utili consecutivi per la Nissa, quasi a un passo ad agganciare i playoff, ma sin qui un campionato secondo me importante. Ma un campionato importante, una società che, ecco, al netto di questo campionato, che è stato un campionato di assestamento con una bellissima società, un presidente molto motivato, una città dove è ritornato da 2 anni a questa parte un grande entusiasmo, uno dei migliori stadi della Sicilia, sta facendo la 6ª forza del campionato e la sta confermando. Spera in un aggancio nei playoff, ma se non dovesse arrivare va bene come primo anno, no? Io gli ho detto sempre, se non dovesse arrivare va bene ugualmente, perché loro si devono preparare per la prossima stagione, giusto. Anche perché i playoff in Serie D, come lei mi insegna, non è che determinano e su questo l'accesso. Sappiamo benissimo che molti si pongono il solito problema, ma perché non viene riservato un posto almeno alla vincente dei playoff nazionali? Perché e su questo che c'è un progetto. È evidente, c'è un progetto. Diciamo che la grande riconferma del presidente federale
con questa maggioranza così importante in tutte le leghe, in tutte le prese, questo gli dà la forza per fare finalmente e lui la vuole fare da tempo, una riforma sarà accolta dei campionati. Benissimo, perché sono tutti... Nella quale dobbiamo andare a ragionare di tante cose, ma soprattutto di questo collegamento tra Serie C e Serie D, perché se rimane così come è stato fino ad ora, cioè che retrocedono 9 squadre dalla Serie D e dalla Serie C e ne salgono 9 dalla Serie D, non ci sarà mai spazio per i playoff. Evoluzione, secondo me bisogna mettere tutto in una diversa dimensione, io sono fortemente convinto della volontà riformatrice di Gabriele Gravina e secondo me i campionati italiani hanno bisogno di questa riforma, hanno bisogno di cambiamento. Presidente, abbiamo messo tutto in questa puntata sin qui, mi fa piacere perché ne approfittiamo, perché soprattutto insomma, gli addetti ai lavori del calcio di Serie D ma anche di eccellenza seguono molto la trasmissione e sentire le sue parole vuol dire dare speranza anche di costruire dei progetti, no? Perché in eccellenza l'idea che poi andando in Serie D c'è qualche possibilità tra ripescaggi oppure playoff alimenta comunque anche l'idea di investimenti. Voglio andare avanti e presentare Scafatese Locri. Parlavamo della Scafatese perché la Scafatese, diciamolo pure all'inizio, era un po' la squadra che avrebbe dovuto vincerlo questo girone. Non si aspettava da parte della regina, ma non tanto del Siracusa, ma da parte della regina, un campionato eccelso e quindi ha dovuto soffrire e ridimensionare anche un po' il suo percorso. Io mi aspettavo, almeno per quanto mi riguarda, mi aspettavo che la regina avrebbe fatto un grande campionato. Certamente per quello che mi sembrava di capire aveva le carte in regola per fare un grande campionato, probabilmente anche meglio della Scafatese. Da questo punto di vista l'elemento di novità è stato rappresentato dal Siracusa, questo grande campionato che sta facendo, da queste sofferenze complessive, che ha avuto anche qualche problema di assestamento societario, di riequilibrio societario che probabilmente era necessario. Alla fine credo che l'attuale classifica dia, come dire, ragione di quello che è avvenuto in campo, sia la conferma di quello che è avvenuto in campo. Ora è una tra Regina e Siracusa sarà costretta a piangere, a piangere veramente perché poi non si va. ci sarà questo finale del campionato molto importante con sfide importanti e naturalmente il Siracusa dovrà osservare un turno di riposo e quindi, come dire, come siciliani, lei sa che io tifo per le siciliane, lo sappiamo. Quindi penso di essere legittimato da questo punto di vista a tifare per le siciliane. Incrociamo le dita e speriamo bene. Allora voglio fare un piccolo cambio di scaletta perché adesso voglio fare vedere ai nostri telespettatori e anche al presidente in studio la vittoria invece del Siracusa in casa del Licata, un Siracusa che vincendo ancora insomma tiene viva questa possibilità di vincerlo questo girone. Sappiamo benissimo che poi dopo dovrà fermarsi una settimana proprio perché dovrà riposare in quanto avrebbe dovuto giocare con l'Akragas. Quindi guardiamoci questo servizio e poi concludiamo lo spazio dedicato al campionato di Serie D. Vittoria del Siracusa 1-0 contro il Licata. Con il gol dell'ex Roberto Convitto a 10 minuti dalla fine, il Siracusa espugna il Dino Liotta di Licata per 1-0. Turati deve fare meno di Russotto, di Carbone, di Rizzo, ma manda in panchina Di Grazia e Maggio. Dal primo minuto c'è in campo Sarao centravanti con Alma e Longo ai lati, mentre a quadro Candiano occupa la linea centrale del campo assieme a Limonelli. Difesa confermata. Siracusa subito al 15° col ghiottissima occasione che capita per Longo, tutto solo davanti al portiere Rossi, uscita da portiere da pallamano che riesce a evitare il vantaggio aretuseo.
Per la squadra di casa c'è solo una conclusione nel primo tempo, al 24esimo col centravanti Tozai, che però viene contrastato al momento del tiro dall'ottimo recupero di Pistolesi. Al 30esimo è Longo che prova a pescare Sarao, il colpo di testa del centravanti azzurro finisce fuori, non di molto. Ci riprova il Siracusa al 45esimo, una sorta di scorpione a centroarea che non riesce ad Alma e l'azione appunto finisce nel nulla. Nel recupero prima Longo con palla messa in mezzo e col portiere Rossi che anticipa tutti, e poi proprio all'ultimo minuto del primo tempo la punizione di Candiano è un tiro in porta e Sus non ci arriva. La ripresa gli azzurri la iniziano con piglio ancora più offensivo, più propositivo. Alma, il suo sinistro centrale parato dopo 9 minuti. All'11esimo il calcio d'angolo di Candiano per Sarao che fa da sponda per Longo e palla che finisce alta non di poco. Al 12esimo della ripresa decide mister Turati a mandare in campo Maggio per Sarao e Convitto per Candiano. Il Siracusa al 21esimo segna con Alma, ma il tocco di Maggio permette ad Alma di partire purtroppo da una posizione anche se di leggero fuorigioco. Ancora un'occasionissima Retusea al 23esimo con una mischia in aria che non si riesce a risolvere con il gol. Al 29esimo è Di Grazia che entra al posto di Longo e Di Paolo per Alma. L'ingresso in campo dei giocatori dalla panchina danno più vitalità agli azzurri, più proposizione offensiva, e al 32esimo Limonelli prova a copiare il gol di Vibo per Di Grazia che però viene al momento del rientro anticipato all'ultimo momento dal portiere Rossi a terra in uscita. Il Siracusa la sblocca al 35esimo ed è un'azione da manuale che vede a centro area Maggio controllare il pallone, posizionarlo d'esterno sinistro per Convitto che arriva in corsa, è una sorta di rigore in movimento, bravissimo Di Paolo a fare da velo e la palla finisce in fondo al sacco con Roberto Convitto che alza le mani e non esulta per rispetto della vecchia tifoseria. Si infortuna l'ottimo arbitro di Vasto, l'arbitro Giorgio Dagnillo, la direzione eccezionale di questo quarto anno che poi viene più volte medicato e rimedicato. La partita continua così con l'arbitro claudicante ma che riesce a portarla al termine. Nei minuti finali non c'è l'arrembaggio finale delicato perché il Siracusa tiene la squadra avversaria dietro, addirittura al 46esimo il mischia, il Siracusa potrebbe anche portarsi sul 2-0 perché il nuovo entrato in campo, portiere Ciococam, non è bravo negli interventi in questo caso e la gara si chiude così. Nulla cambia in vetta alla classifica, vince anche la Regina 2-1 con la Vibonese, adesso per gli azzurri 3 gare casalinghe consecutive contro Scafatese, Paternò e Vibonese per chiudere l'ultima di campionato a Barcellona Pozzo di Gotto il 4 maggio contro Ligea Virtus. Con le immagini della vittoria risicata ma importantissima del Siracusa chiudiamo lo spazio dedicato al campionato di Serie D, ci fermiamo perché poi la parte finale della nostra trasmissione, come anticipato, la dedicheremo ancora una volta al torneo delle regioni che aprirà ufficialmente a tutti i ragazzi che verranno da buona parte della nostra bella Italia per partecipare a questo torneo fatto di gioia, di sapori, come diceva il Presidente, e anche di calcio giocato perché è giusto che sia così. Ci vediamo tra poco dopo la pubblicità. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antoni. Servizi di compravendita ed affitti,
supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria ed inoltre assistenza a partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 61 74 981 oppure 095 61 74 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giada-immobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Stagione numero 14 di Penalty 24-25. Vi aspetto anche ai Penalty Awards 2025. Sarà la 12ª edizione. Appuntamento con il meglio del calcio dilettantistico siciliano. Da non perdere. Eccoci rientrati in studio, siamo in diretta, siete su 7 Gold, canale 15 del digitale terrestre e siete soprattutto con una seconda parte ancora una volta dedicata al torneo delle regioni. Presidente, è il momento di presentare i gironi, subito la schermata con questo girone A che ci riguarda, tra virgolette, no? Perché abbiamo Basilicata, Sicilia, Marche e Lombardia. Pronostico. Pronostico, guardi. È semplice, no, allora, molto semplice. Io ovviamente intanto diciamo che c'è la presenza della Lombardia che è forte, è forte, è una delle regioni che ha vinto di più, quindi c'è la presenza delle Marche che è altrettanto forte, e quindi diciamo che sulla carta la Basilicata dovrebbe essere quella... La Basilicata è una piccola regione, questo non significa che non sia forte, perché il cambio... Poi sono giovani, quindi ci metteranno entusiasmo. Il calcio insegna che non bisogna mai dare nulla di scontato. C'è la Sicilia, della quale abbiamo parlato, ci siamo preparati, ci stiamo continuando a preparare bene, lo affrontiamo con tanto rispetto per gli altri, ma coscienti anche della nostra forza. Quindi certo c'è la Lombardia, ma che la Sicilia dica la sua, ovviamente. Assolutamente. Le location di questo girone, abbiamo un video 60 secondi per capire come effettivamente questo torneo delle regioni abbraccerà veramente tutta la Sicilia. Castellammare del Golfo, Fulgatore e Terasini saranno insomma teatro di questo girone che riguarda da vicino la nostra bella Sicilia, no? E Valderice. E Valderice, chiaramente. Passiamo subito alla schermata del girone B. Abbiamo due comitati, adesso ci spiegherà perché lei me l'ha già spiegato, però è giusto che anche chi è a casa capisca bene perché c'è il comitato provinciale di Bolzano e il comitato provinciale di Trento, poi abbiamo il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Perché
il Trentino Alto Adige è diviso in questi due comitati provinciali autonomi. Sì, perché ha statuto speciale. E a statuto speciale questi due comitati provinciali autonomi. Un tempo c'era il comitato regionale del Trentino Alto Adige, ma come dire, si è ritenuto più giusto dividerli e fare questi due comitati, che a tutti gli effetti hanno lo status di comitato regionale della Lega Dilettanti. Poi il sorteggio a volte impietoso e ha messo tutto il Triveneto nello stesso girone. Beh, vuol dire che è stato fatto un sorteggio ad hoc, d'altra parte non poteva essere altrimenti. È stato impietoso, perché veramente nessuno si anche poteva mai farlo immaginare. apposta forse non Infatti. si riusciva. Guardiamoci anche come al solito la clip delle location, anche queste bellissime. Anche queste città meravigliose, e chiaramente ci sta sempre la sua bella Caltanissetta che è un po' presente, no? C'era, come dire, c'è Licata, c'è Agrigento, Licata, Favara, Aragona, Caltanissetta, Calascibetta, e poi avevamo Favara. previsto, e Favara, sì, la possibilità di fare 2 gare che vengono scoppiate perché in buona sostanza il Friuli Venezia Giulia partecipa senza il femminile, e quindi dobbiamo trovare un campo che abbiamo individuato a Serra di Falco, che è un campo nuovo che stanno finendo. Io lo vedrò sabato mattina, lo voglio andare a vedere, dopodiché decideremo se confermare questa sede o eventualmente cambiare, ma si tratta di una partita. Assolutamente. Passiamo subito al girone C, dove Puglia, Liguria, Calabria e Molise si battaglieranno per cercare di portare a casa quantomeno il passaggio del turno. Presidente. Eh sì, praticamente diciamo che c'è, io l'anno scorso ho visto anche una Calabria molto forte, molto determinata. Ci mettere dentro anche la Puglia. La Puglia è una che ha tradizioni importanti, perché non è che vede nel calcio a 11 poi alla fine arrivano tutti con squadre preparate, molto preparate, e quindi Liguria e Molise, che sono 2 piccole regioni, 2 regioni dal punto di vista perlomeno dilettantistico, e quindi credo che per Calabria e Puglia saranno quelle che maggiormente dovranno cercare di portare a casa questo passaggio del turno. Saranno le province di Ragusa e Siracusa ad ospitare gran parte delle partite del girone C. Esatto. Guardiamo la clip.
Eccoci dunque a raccontare questo torneo delle regioni. Passiamo subito al girone D, Lazio, Campania, Abruzzo ed Emilia Romagna. Credo che questo potrebbe essere il girone più equilibrato, o sbaglio? Lì non si possono fare previsioni. Secondo me è veramente quello più ingarbugliato. Sono tutte e quattro fortissime, sono tradizioni fortissime, ma tutte, Lazio, Campania, Abruzzo, Emilia Romagna, tutte hanno fatto anche nel passato risultati importanti. Lì proprio è da godere tutto questo girone, perché veramente ne vale la pena. Forte, veramente. E anche lì il sorteggio è stato, come dire, impietoso. Buon per noi, Presidente, buon per noi. Guardiamoci la clip delle location che ospiteranno questo girone D. Tutte le location sono le location del torneo delle regioni. Adesso abbiamo visto per esempio l'ultima, quella di Santa Teresa di Riva, con un lungomare meraviglioso ed uno stadio assolutamente importante, che tra l'altro ospiterà anche una finale. Sì, ospiterà la finale di calcio femminile. Sì, perché non possiamo farle tutte e quattro a Taormina, perché alle 17:30 inizia, e il venerdì santo inizia una processione dove si spengono tutte le luci, quindi non è un momento di raccoglimento, di preghiera, quindi non è giusto fare, e quindi l'abbiamo spostato. Allora chiudiamo con la presentazione dei gironi. Eccolo qua il girone con Piemonte, Valle d'Aosta, ho immaginato, Toscana e Sardegna, Umbria. Anche qui insomma Piemonte tradizione. Beh, Piemonte grande tradizione. Anche la Toscana è forte. La Sardegna l'anno scorso ha fatto bene. L'Umbria è pure una piccola regione, ma si muove bene lo stesso. Sì, si muove bene, molto motivati, determinati, vengono, e poi vengono tutti in Sicilia per fare bene, quindi questa è la cosa ancora più bella. E poi tra l'altro insomma giocheranno in una bellissima realtà tra Messina e Taormina, quindi guardiamoci un'altra clip con le altre location proprio di questo torneo delle regioni e poi andiamo ai saluti. Messina, ma soprattutto Taormina, sede delle finali. Diciamo che si concluda alla grande, Presidente. Taormina diciamo che l'abbiamo scelta per le finali perché
ovviamente non possiamo rinunciare È un bigliettino da visita. al grande richiamo internazionale di Taormina. Noi abbiamo fatto il progetto Sicilia, ma dentro il progetto Sicilia Taormina ha una grande importanza strategica per le cose finali che faremo. È poi uno stadio completamente rifatto. Uno stadio completamente rifatto. Io devo dare atto al sindaco, veramente, all'onorevole De Luca, che si è attivato alla grande. Quando l'ho incontrato e gli ho detto di questa mia intenzione, hanno bruciato le tappe, hanno stanziato delle somme in più per sistemare tutto, veramente è stata... E quello lì è la chiave di volta di tutto quello che noi abbiamo fatto, c'è questa collaborazione amministrazione. Devo dire che non risultano nel filmato, ma ci sono 3 campi che saranno utilizzati nei quarti di finale, il campo di Lingua Glossa, pure nuovo, il campo di Lettoianni pure nuovo, il campo di Nizza di Sicilia pure nuovo. Questi 3 campi faremo domani questo Media Day a Lettoianni proprio per dare consistenza a questa cosa. È veramente non li abbiamo messi nella prima fase, anche perché, come lei comprende, abbiamo bisogno 4 spogliatoi, perché si fanno 4 partite nello stesso campo, e però nei quarti di finale e nelle semifinali certamente saranno utilizzati. Presidente, io le devo augurare buon lavoro, perché saranno 2 settimane intensissime. In bocca al lupo. Un in bocca al lupo chiaramente a lei, a tutti i suoi collaboratori, a tutti i ragazzi che verranno in Sicilia a divertirsi, a giocare, ad inseguire un pallone, ad inseguire anche un sogno, perché vincere un torneo delle regioni è una cosa che rimarrà per sempre nella loro carriera, chissà. Certo. Dico bene, no? Io credo che tutti quelli che hanno vinto il torneo delle regioni hanno mantenuto un rapporto di vicinanza, di amicizia, di amore anche. Di amore e quindi di legame col comitato. Ma a prescindere dalla vittoria, io incontro tanti ragazzi, tante persone ormai cresciute, dico, sai, io ho fatto parte della rappresentativa in quegli anni, che in fondo la rappresentativa cos'è? La nazionale della propria terra. Assolutamente. Quindi attraverso questa partecipazione, una volta c'era soltanto una rappresentativa, ora ne abbiamo 4. Ce ne sono molte, quindi giustamente poi più lei spazio. Consideri che finiamo il torneo delle regioni di calcio a 11 e il 23 si parte per il torneo delle regioni di calcio a 5 che si farà in Emilia Romagna. Insomma, non vi fermate, Presidente. Quindi voglio dire, io, come dire, è chiaro che sono un po' provato. Immagino. Allora, chiudiamo. La ringrazio per la sua partecipazione all'interno di Penalty, perché così ci ha dato un quadro a pochi giorni dall'inizio della manifestazione, un quadro completo dove sono sicuro che trionferà soprattutto lo sport. Esatto, deve trionfare lo sport, devono trionfare i valori dello sport, anche quelli della solidarietà. Io non l'ho detto, destineremo una somma di 5 euro all'associazione La Casa di Lucia, per ogni gol segnato, quindi spero che si facciano tanti assolutamente gol, per la gioia di tutti, perché questa associazione opera in favore dei più deboli, di chi vive nel disagio, dei migranti, quindi è una iniziativa importante del comitato regionale. Naturalmente che vinca lo sport e che si vada oltre i confini dello sport. Grazie tante al Presidente Sandro Morgana, Presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio. Grazie per essere stati con noi ci congediamo e vi diamo appuntamento chiaramente alla prossima settimana, puntuali 15:20 sul canale 15 di 7 Gold. A tutti la buona serata.